Buongiorno, si avvicini al tavolo. In piedi e a voce alta deve leggere la dichiarazione con cui si impegna a dire la verità. In piedi. Consapevole della responsabilità morale e politica, con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è conosciuto. Si accomodi pure. Lei si chiama Michele Durante? Sì. Dove è nato e quando è nato? Adina, l'8/9/1967. E dove è residente? Adina, provincia di Frosinone. In via? Parigi, 40. Atina, via Parigi 40. Prego, Avvocato Longo. Grazie signor Presidente. Signor Durante, vuol dirci che attività svolge attualmente? Assistente alla persona, cameriere. Assistente alla persona di chi? No, scusi, Assistente alla persona di chi? l'onorevole Berlusconi. Sì, si rivolga al Tribunale, Ok. grazie. Da quanto tempo svolge questa attività? Dal 2003, Dal 2003 continuativamente fino anche a oggi? come scusi? Continuativamente dal 2003 assistente alla persona fino ad oggi? Fino ad oggi. Sì. Lei ha avuto modo di assistere allo svolgimento nelle sue mansioni di pranzi o cene organizzate ad Arcore? Sì, saltuariamente la media di una volta al mese a turno si saliva su ad Arcore e c'erano questi pranzi che potevano essere pranzi con familiari, di lavoro, di politica, così. Lei ha prestato servizio ad Arcore allora con questo ritmo che ci ha detto anche negli anni 2009-2010? Sì, Mi aveva chiesto delle cene, però avevamo compreso. Di pranzi e cene? sì, pranzi e cene, potevano Allora essere ci sta pranzi e tornando. Allora, cene, pranzi di lavoro, familiare, le cene ha anche assistito? Ah, Era sì. presente? nelle quali potevano partecipare anche i familiari, a volte cugini, così. Torniamo alle cene, come ricorda il signor Presidente. Lei ha servito e quindi ha partecipato come assistente a delle cene. Sì. Dove si svolgevano le cene? Nella sala da pranzo e poi c'era così, nella sala da pranzo prevalentemente nelle sale da pranzo, che sono due, una più piccola e una più grande. Sa dirci i posti che possono contenere queste sale da pranzo, la più piccola e la più grande, grosso modo? Può ripetere, scusi, non Quanti manco posti- dei decibel di udito. Sì, scusi tanto. Quanti posti c'erano in queste sale da pranzo? Nella più piccola quanti? Una decina, 8-10 così. E nella stanza da pranzo più grande? Possiamo arrivare a 20-25 così. Grazie. Prego. Senta, torniamo alle cene, fermiamoci sulle cene. Chi partecipava a queste cene? Che lei ha potuto vedere ovviamente. Sì. Prevalentemente amici, così. C'era qualche collaboratore stretto, qualche presenza di qualche ragazza. Le ricorda qualche nome di qualche ragazza che lei abbia potuto vedere in queste occasioni in cena ad Arcore? Sì, ricordo Maria Rosaria Rossi, la Nicole Minetti, Barbara Fagioli, ricordo, così vagamente. Ha mai potuto notare in queste occasioni, sia a pranzi sia a cena, persone femminili che dimostrassero minore età? Assolutamente no. Dall'aspetto fisico erano tutte, secondo me, per quello che potevo io vedere nel mio piccolo, maggiorenni. Senta, vuole ricordare se può qualche nome di ospiti maschili che hanno partecipato a queste cene che lei ha visto? Sì,
c'era Giorgio Puricelli, ricordo, il direttore Fede, il marito della Licia Ronzulli, così, ricordo. Da Licia Ronzulli e con suo marito? Alcune volte, Sì, non so. perché ecco appunto erano così, cose conviviali, così, nulla di trascendentale, insomma. Dopo la cena ha avuto modo di verificare, di assistere a una riunione che continuava in un altro locale della villa? Alcune volte, non sempre, si scendeva giù nella sala cinema, così adibita per ascoltare della musica, che in passato era anche un tipo di discoteca per dei familiari, dei figli, così, dei nipoti. E ci stavano lì, noi c'era il nostro angoletto del cameriere di turno, che era una boîte dove servivamo degli amari, così, qualche soft drink, tutto qui. C'era anche qualche cantante su una postazione DJ, qualcosa di questo genere? Non sempre, c'era Picella, c'era Danilo Mariani che è la DJ. Senta, in questa serata, nel dopocena, nel locale sottostante, lei o qualcuno dei suoi colleghi erano sempre presenti alla buvette del bar? Puoi ripetere, scusi? Sì. La sera a Basso ha detto che c'era una buvette per bibite, Sì. c'era sempre qualcuno? Appunto, a turno c'eravamo noi camerieri. Sì, quindi non veniva mai abbandonato, non si servivano da soli gli ospiti da Basso? No, c'è sempre qualcuno di C'era noi. sempre qualcuno. Ha potuto assistere nei locali sottostanti, a degli spettacoli che fossero stati organizzati da qualcuno, da signore, da ragazze? Assolutamente no. Non ha quindi mai potuto vedere atteggiamenti, ha potuto vedere atteggiamenti che le hanno suscitato qualche perplessità? Davanti ai miei occhi non è successo mai nulla di trascendentale, di anormale. Qual era l'atteggiamento, come si comportava l'onorevole Berlusconi, nei ricordi che ha lei per le volte che lei era presente quando scendeva nel locale sottostante? Può ripetere, scusi, quando? Sì, qual era l'atteggiamento del presidente Berlusconi? Che cosa faceva? Ballava, No, beveva? assolutamente no. Non ama ballare, seduto nella sua poltrona, così. Faceva servire con qualcosina da bere, niente, colloquiava così con i vari ospiti che c'erano, sentendo della buona musica e basta. Ha avuto modo lei di vedere qualche atteggiamento di carattere sessuale che sia in corso? Assolutamente no. Ha avuto modo da qualcuno dei suoi colleghi o del personale della villa per caso gli abbia riferito che c'erano stati episodi di natura sessuale? Assolutamente no. Assolutamente. Senta, e può essere accaduto che qualche ospite sia fermato a dormire in villa, che lei sappia? A tante stanze la villa del Presidente, per cui qualcuno poteva, magari se non era impossibilitato da prendere delle macchine, poteva rimanere. Va bene, e per tutto da parte mia. Chiedo scusa, un'altra piccola precisazione.
Dottor Berlusconi o qualcuno del suo entourage, durante quel periodo in cui si svolgevano le cene e questi dopocene, le chiesero di non narrarne il contenuto? No, non mi risulta. Lei sa se se c'erano degli apprestamenti, se qualcuno controllava coloro che entravano, che non avessero telefoni, registratori o quant'altro? No, assolutamente no. Non c'era nessun controllo? Nessun controllo. La ringrazio. Prego la Procura. Solo una precisazione perché non si è... Lei ha detto che è fisso a Roma come collaboratore del Presidente Berlusconi. Ho capito bene? Prevalentemente su Roma a turno lo seguiamo il fine settimana, impegni di lavoro all'estero. Quindi tutte le domande a cui ha risposto l'avvocato Ghedini si riferiva a quello quando lei, mi sembra di aver detto prima, una volta al mese si recava ad Arcore nel corso di questi anni. Ho capito bene? No, è questo che volevo precisare. Appunto, a turno seguiamo il Presidente. No, lei la domanda, il turno lei va, rispondendo agli avvocati, se ho capito bene, dice io una volta al mese vado ad Arcore perché il mio lavoro lo svolgo prevalentemente a Roma. Ho capito bene o male? Sì, ho capito bene. Quindi lei ha risposto alle domande dell'avvocato Ghedini per quella volta al mese che è stato ad Arcore. Non è che si è confuso rispondendo anche al suo lavoro che svolge prevalentemente a Roma e poi, come dice lei, si può spostare in altre residenze, in Sardegna o in altre. No, in generale così. No, lo so, però io penso che l'avvocato Ghedini le faceva domande rispetto alla residenza di Arcore. Ho capito male, Presidente? Sì, ho capito bene? Sì, ok. Sì, In generale serve poco, quello che le sta chiedendo il pubblico ministero è di precisare se ha un ricordo preciso di quella volta al mese che andava a svolgere il suo servizio presso la residenza di Arcore, se ha un ricordo preciso o se per lei era sempre uguale. Le mie mansioni sono quelle di un semplice cameriere, per cui mi attengo alle mie al mio lavoro e basta, non ricordo nulla di particolare, ecco. Va bene, Presidente. Volete completare l'esame del testo? Nessuna domanda? Nessuno? Grazie, buongiorno.